Con la manifestazione Uvenera Villa iniziano i festeggiamenti per San Calogero, domani la prima domenica, Santa Messa dell'Arcivescovo e poi l'uscita del Santo alle ore 12, portato a spalla dai fedeli in giro per le vie della città. Tanti provvedimenti per far fronte alla siccità, nave cisterna, contributi per l'acquisto di autobotti, riutilizzo delle acque reflue per l'agricoltura. Agrigento, regina del turismo con la sua Valle dei Templi e i siti gestiti dal Parco Archeologico della Valle. A Favara nasce il Partito di Sinistra Italiana, costituito anche il gruppo consiliare. A Santa Elisabetta convalida dei neoeletti al Consiglio Comunale con l'elezione del Presidente. A Raffadali nuove adesioni a Forza Italia, Santino Farrugia nominato coordinatore cittadino. Passaggio della campana ieri sera al Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Cimino lascia il testimone a Salemi, alla presenza del secondo vice coordinatore distrettuale Buscema. Convegno oggi sul tumore agli occhi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, presieduto dal primario di oculistica Martorana. Al via oggi i saldi di fine stagione. Riconfermato il difensore Michele Fragapane in casa Akragas. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie. Al via ieri sera i festeggiamenti di San Calogero con la 19ª edizione della manifestazione Uvenera Villa in piazza Marconi. Entrano nel vivo così domani le manifestazioni in onore al santo e il servizio. Al via i festeggiamenti di San Calogero con la 19ª edizione della manifestazione Uvenera Villa svoltasi in piazza Marconi. Ad aprire la serata l'associazione Tammura di Girgenti, poi sul palco l'Orchestra dei Maestri Siciliani Agrigentini, composta da Nino Casesa, Lello Casesa, Peppe Sciortino, Mario Vasile, Rino Boccadoro, Mimmo Pontillo, Damiano Pagano, Toni Balletti, Carmela Savino e il maestro Tom Sinata, sul palco il cabarettista Marco Manera. Alla serata, presentata dal giornalista Davide Sardo, hanno partecipato anche il gruppo folcloristico Città di Agrigento di Riccardo Cacice e la band AT Più Complex. In piazza Stazione, oltre alla musica tradizionale, anche la degustazione di prodotti tipici, un'esposizione di vespe storiche a cura del Vespa Club di Agrigento e Porto Empedocle e in vetrina anche le motoapi bardate di San Calogero. Domani la prima domenica della festa, già dalle 5 del mattino l'apertura del santuario, all'alba lo sparo dei mortaretti, alle 6 la Santa Messa con i pellegrini dell'unità pastorale di San Nicola, San Giovanni e Madre della Chiesa, alle 8:30 la banda Verdi di San Biagio Platani in giro per la città con le api parate. Alle 10:30 la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento Don Damiano, alle 12 la processione diurna con il simulacro portato a spalla dai fedeli per le vie della città, alle 19 Santa Messa all'Addolorata, alle ore 22 per concludere solenne processione serale con la partecipazione delle autorità locali e per finire i giochi pirotecnici e il rientro della statua al santuario. Torna il noto concorso fotografico che premia le immagini più meritevoli della storica festa di San Calogero che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 luglio. La cerimonia di premiazione è in programma per fine luglio. Fotografa San Calogero è giunto alla sua 13ª edizione e premierà le migliori foto a colori in bianco e nero. Ad Agrigento, in occasione della festa di San Calogero, non sarà disponibile l'isola ecologica in piazzale Ugo La Malfa lunedì e giovedì della prossima settimana, 8 e 11 luglio. Ciò si rende necessario, spiega l'assessore al ramo e vice sindaco Aurelio Trupia, a fronte dell'allestimento nello stesso luogo delle tradizionali bancarelle della settimana di San Calogero. Passiamo ora ai problemi dell'acqua, siccità e crisi idrica, nave cisterna, contributi per l'acquisto di autobotti e riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Una nave cisterna della Marina Militare è stata individuata ed allertata per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese.
La soluzione è stata individuata dal capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina d'intesa con quella nazionale per dare un sostegno ai centri più colpiti dall'emergenza idrica. La nave si trova ormeggiata ad Augusta e può trasportare fino a 1200 metri cubi di acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. Il porto di Licata è stato ritenuto ad oggi il più idoneo a seguito di verifica fatta da AICA in provincia di Agrigento, che è uno dei territori più in crisi. Altre verifiche sono state disposte sui porti della costa agrigentina e nissena. Cocina inoltre ha richiesto a tutti i soggetti attuatori, ati, comuni, gestori, consorzi di bonifica un report urgente e dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel piano di base al quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale stanziando i primi 20 milioni di euro. E sempre dalla Protezione Civile siciliana sarebbero in arrivo 1,5 milioni di euro per la manutenzione e l'acquisto di autobotti per il rifornimento idrico. Il contributo per l'acquisto di un'autobotte nuova è stato concesso all'Unione dei Comuni dei Paesi dei Nebrodi, mentre alcuni comuni, tra cui Agrigento e San Giovanni Gemini, hanno ottenuto l'autorizzazione per le somme necessarie all'acquisto di autobotti usate in pronta consegna. A questo punto, ed esaurite tutte le richieste per i mezzi in pronta consegna, si potrà procedere al finanziamento di contributi per autobotti nuove, ma i comuni richiedenti e i fornitori dovranno assicurare tempi di consegna e di messa in esercizio compatibili con quelli dell'emergenza in corso e comunque tutto da fare entro i mesi di agosto e settembre. Infine, con provvedimento dell'assessore Di Mauro, le acque reflue provenienti da Castelvetrano, nel Trapanese, e depurate dall'impianto di via Errante Vecchia potranno essere riutilizzate per scopi irrigui nelle campagne delle province di Agrigento e Trapani. La portata, afferma l'assessore, è stimata in quasi 8 milioni di metri cubi, un quantitativo importante, dice, in un momento di grave difficoltà per gli agricoltori siciliani a causa degli effetti della siccità. È un modello, conclude, che si può riproporre anche in altre zone della Sicilia, soprattutto in quelle dove i campi sono più in sofferenza e dove ci sono impianti che si prestano, come a Ribera o a Sciacca, a Bivona, e in modo da dare serenità agli agricoltori. E Agrigento si conferma regina del turismo con la sua Valle dei Templi e i siti gestiti dal Parco Archeologico, sempre Margherita Trupiano. Agrigento, regina del turismo culturale con la sua Valle dei Templi, nei primi 6 mesi del 2024 è stato un successo straordinario in termini di affluenza e incasso rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è soddisfatto l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, che dice: i risultati ci premiano e i turisti continuano a scegliere la Sicilia. I maggiori introiti, poi chiarisce, saranno reinvestiti integralmente nei siti stessi per migliorarne i servizi e l'attrattività, oltre che per tutelare e valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale. Analizzando i dati dei luoghi maggiormente visitati, i numeri da capogiro si registrano nella Valle dei Templi di Agrigento, che nei primi 6 mesi dell'anno ha raggiunto quasi 500.000 ingressi con un incasso di circa 4 milioni di euro, il 9,27% di visite in più rispetto al 2023, un incremento del 31% sugli incassi. Sono dati questi che superano i 550.000 visitatori e i 4 milioni di euro se si aggiungono il Museo Archeologico Pietro Griffo, il Museo Luigi Pirandello e il sito di Eraclea. Un mese più ricco è stato maggio, quando la Valle dei Templi è stata percorsa da oltre 133.000 visitatori con un incasso che ha superato di parecchio il milione di euro, il 32% in più rispetto al 2023.
Seguono febbraio e marzo, con un aumento di visite pari a circa il 40% per ciascun mese rispetto al 2023, complici anche l'effetto Telamone e la sua rilevanza mediatica che ha coinvolto l'intero territorio. Bene, il Museo Griffo, che nei primi 6 mesi dell'anno ha superato i 43.000 visitatori con un incasso di oltre 142.000 euro, circa il 47% in più rispetto al 2023. Passiamo ora alle notizie della politica. Nasce a Favara il partito di Sinistra Italiana. Ieri sera il congresso fondativo con l'elezione del segretario e del direttivo. Costituito anche il gruppo consiliare. Ce ne parla Giuseppe Moscato da Favara. Nasce a Favara il partito di Sinistra Italiana. Ieri sera a Palazzo Cafisi, alla presenza di un folto pubblico di iscritti e simpatizzanti, si è svolto il congresso fondativo del partito, alla presenza dell'eurodeputato Leoluca Orlando e del segretario regionale Pierpaolo Montalto. Costituito il circolo cittadino di Sinistra Italiana, che è stato dedicato ad una figura storica della sinistra di Favara, il professor Salvatore Bongiorno. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i temi della politica nazionale ed europea e anche le questioni locali ed è stato eletto il direttivo. Segretario Vincenzo Cassaro, con lui i componenti Pasquale Cucchiara, Antonella Monreale, Federica Sciortino, Linda Minio. Nominato anche il collegio dei probiviri con Carmela Marrone presidente, Mallio Fiore e Andrea Stagno. Costituito anche il gruppo consiliare di Sinistra Italiana. Infatti ha aderito al partito Pasquale Cucchiara, consigliere eletto nella lista civica Favara per i beni comuni, e l'attuale assessore ai servizi sociali Antonella Monreale. Ma sentiamo le interviste. L'adesione a Sinistra Italiana, la costituzione del gruppo consiliare all'interno del Consiglio Comunale di Favara è una conseguenza logica della fede politica. Che rafforza sicuramente la nostra posizione in Consiglio Comunale, che rafforza l'amministrazione guidata da Antonio Palumbo, perché adesso si può anche, per così dire, pregiare di un partito di caratura nazionale ed europea che da quando esiste in alleanza organica con i Verdi ha sempre superato la soglia di sbarramento. Dunque non solo le politiche, non solo le europee, ma anche le regionali in Sardegna, le regionali in Abruzzo, in Basilicata, in Piemonte. È un partito che cresce, una sinistra che piace, una sinistra moderna, una sinistra dei giovani che noi tendiamo ad interpretare con forza e coraggio. A Favara nasce di nuovo, ripeto, questo partito è come se fosse un punto di partenza per l'intera provincia. È un punto di partenza per l'intera provincia e ne abbiamo parlato anche con i vari compagni e con le varie compagne sparse un po' in tutto il territorio provinciale. Abbiamo la necessità di riunirci, di riorganizzarci e di portare il nostro contributo all'interno di un centrosinistra largo, perché il centrosinistra esiste solo se c'è anche la sinistra e la sinistra siamo noi. Ma che vuol dire essere di sinistra al giorno d'oggi? Essere di sinistra al giorno d'oggi significa lottare per la giustizia sociale, lottare per la giustizia ambientale, essere dalla parte degli ultimi, lavorare per i più bisognosi. In Sicilia, a Favara, cosa vuol dire sinistra italiana? Sinistra Italiana a Favara vuol dire innanzitutto un progetto che cammina con gambe di una nuova generazione che si è saputo riappropriare del suo futuro. A Favara abbiamo una straordinaria esperienza di Sinistra Unita che si è messa attorno ad Antonio Palumbo, tante compagne e tanti compagni hanno partecipato e stanno partecipando a questa esperienza di maggioranza, e quindi innanzitutto significa ripartire con chi ha già anticipato il futuro, costruendo una grande aggregazione in cui la sinistra conta, la sinistra è importante, la sinistra è propositiva, la sinistra è radicata e ha consenso. Quindi per noi di Sinistra Italiana nascere e strutturarci a Favara significa veramente iniziare con una marcia in più. E quindi c'è anche ufficialmente la costituzione del gruppo all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, questo sì, ci sarà la presenza di Alleanza Verdi Sinistra all'interno del Consiglio Comunale, ci sarà una presenza che per noi è importantissima, perché vedete non abbiamo eletto i consiglieri con la nostra lista, ma sicuramente abbiamo condiviso il progetto. Io personalmente fui in campo per dare tutto il mio sostegno, veramente tutta la mia vicinanza ad Antonio quando si candidò. Siamo stati per tanti anni compagni dello stesso partito e quindi, ripeto, per noi ripartire a Favara significa riprendere
una storia che ci appartiene, che è nostra, che abbiamo già vissuto con entusiasmo e partecipazione, quindi per noi Favara è veramente un punto importante. La mia prima presenza pubblica dopo l'elezione al Parlamento europeo è qui a Favara con i compagni di Sinistra Italiana, per ricordare quanto sia importante questa alleanza Verdi-Sinistra che ha risvegliato l'attenzione per i valori costituzionali, ma anche al tempo stesso ha risvegliato l'attenzione per i valori che hanno fondato l'Unione Europea, l'abbattimento delle frontiere, il no alla guerra, il no alla corsa agli armamenti, il sì al diritto del popolo palestinese ad essere riconosciuto e ad essere sottratto a questo terribile genocidio che costituisce una vergogna per l'umanità e che ha la faccia di Netanyahu, che non è un nemico del popolo palestinese soltanto, ma anche un nemico del popolo ebraico, perché sta provocando nei confronti del popolo ebraico nel mondo sentimenti di rabbia, di reazione rispetto a quello che sta accadendo in Palestina. Ma la pace non cammina da sola, la pace cammina insieme con la giustizia sociale, con la giustizia ambientale, che sono elementi fondativi di questa alleanza che sta risvegliando i valori progressisti della Costituzione, i valori di sinistra della Costituzione, ma anche le vere ragioni fondative dell'Unione Europea. Nel 2024 allora che cosa vuol dire essere di sinistra? Significa essere coerente rispetto alla intuizione straordinaria della Costituzione repubblicana, nata dalla lotta al fascismo, nata dalla lotta di resistenza, ma anche essere fino in fondo coerenti con le ragioni fondative dell'Unione Europea, che nasce per superare le diseguaglianze, quelle territoriali e quelle sociali. E questo in una realtà come la realtà mediterranea è particolarmente importante, perché è ora di smettere di considerare il Mediterraneo soltanto una via di attraversamento di merci e un luogo di morte e di genocidio. Passiamo ora a Santa Elisabetta. Si è riunito il nuovo Consiglio Comunale per la convalida dell'insediamento dei neoeletti, per il giuramento del neosindaco Gaziano, quindi l'elezione del Presidente del Consiglio e del suo vice, il servizio. Il Consiglio Comunale di Santa Elisabetta in provincia di Agrigento, convocato per la convalida dell'insediamento dei nuovi eletti e per il giuramento del sindaco Gaziano, nonché per l'elezione del presidente e vicepresidente. Presenti in aula i consiglieri Sicurello Giovanni, primo eletto e presidente della seduta, quindi Sicurello Mario, Erika Fragapane, Giovanna Iacono, Adriana Catalano, Totò Gaziano e Mario Miglioto. Assenti i consiglieri di minoranza Raimondo Rizzo, Iacono, Giovanna Ivana e Gueli Domenico. Sindaco sconfitto. Il Consiglio Comunale ha convalidato i 7 consiglieri presenti e non gli assenti. Il sindaco Liborio Gaziano ha prestato il giuramento di rito e ha presentato la giunta comunale al Consiglio e al folto pubblico presente per l'occasione. La giunta, formata da Gaetano Catalano vice sindaco, Totò Gaziano, Erika Fragapane e Francesco Catalano, era al completo presente. Subito dopo è stato eletto il Presidente del Consiglio Comunale all'unanimità, Mario Sicorello, e vicepresidente, sempre all'unanimità, Giovanna Iacono. Applausi scroscianti per tutti, soprattutto quando il sindaco ha ricordato l'amore degli eletti e nominati per Santa Elisabetta e la dedizione al servizio disinteressato per il bene comune dei cittadini di Santa Elisabetta. L'avvocato Santino Cuffaro Farrugia, già vice sindaco, oggi presidente del Consiglio Comunale di Raffadali, è stato nominato coordinatore cittadino di Forza Italia. Pertanto in Consiglio Comunale il gruppo di Forza Italia è costituito da 3 consiglieri, lo stesso Cuffaro, Farrugia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Cacioppo. Il servizio. Avvocato Santino Cuffaro Farrugia, già vice sindaco e oggi presidente del Consiglio Comunale di Raffadali, è stato nominato coordinatore cittadino di Forza Italia. Pertanto in Consiglio Comunale a Raffadali il gruppo di Forza Italia è costituito da 3 consiglieri, lo stesso Farrugia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Cacioppo. Plaudono il coordinatore provinciale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e il vice coordinatore regionale Riccardo Gallo, che sottolineano si tratta di una personalità politica capace e di esperienza che con efficacia e concretezza rivestirà il ruolo di guida in Forza Italia a Raffadali. L'avvocato Santino Farrugia commenta nel ringraziare i parlamentari Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo per la loro stima e la loro fiducia, nonché il segretario regionale Marcello Caruso,
Auspico che il partito di Forza Italia nel comune di Raffadali possa aprirsi a nuove adesioni da parte di soggetti che sono politicamente moderati e che vogliono costruire, anche in vista delle prossime elezioni comunali nel 2025, un progetto civico che guardi al futuro della città. Tra l'altro, continua Farrugia, Forza Italia alla recente elezione europea a Raffadali ha raggiunto la percentuale del 58% dei consensi, con un risultato da considerarsi storico e che non deve essere assolutamente disperso, bensì valorizzato attraverso un lavoro di confronto, dialogo tra i soggetti politici raffadalesi. Passaggio della campana ieri sera al Lions Club Agrigento Valle dei Templi tra l'uscente Gioacchino Cimino e il nuovo presidente avvocato Gaetano Salemi. Il servizio. Passaggio della campana ieri al Lions Club Agrigento Valle dei Templi tra l'uscente Gioacchino Cimino e il nuovo presidente Gaetano Salemi. Una cerimonia eseguita alla presenza delle massime autorità lionistiche, tra cui Giuseppe Caramazza, presidente di zona 26 anno 23-24, Simona Iannicelli, presidente 10ª circoscrizione, Francesco Pira, nuovo presidente zona 26, il secondo governatore distrettuale Walter Giuseppe Buscemi. Quindi il saluto ai presenti da parte del sindaco di Realmonte Lattuca. Nel corso della cerimonia il presidente uscente Cimino ha illustrato le tante attività sociali svolte nel corso dell'anno sociale 23-24, quindi l'ingresso di 3 nuovi soci, Giuseppina Maragliano, Gabriella Miceli e Lillo Montaperto, a seguire riconoscimenti speciali, Melvi Jones ai soci, i Chevron, i tre premi per i service donati al club. Quindi il discorso di insediamento del nuovo presidente Salemi. Ha concluso i lavori il secondo vicegovernatore Walter Giuseppe Buscema. Come si affronta, la vita del club con questo nuovo impegno? Io innanzitutto auguro a tutto il Lions Club Agrigento Valle dei Templi un anno sociale proficuo. Secondo la traccia che c'è stata già negli altri anni, è un club molto presente nel territorio e che ha lasciato il segno con numerosi service, in particolare servizi di solidarietà verso persone che hanno bisogno. È un club in cui c'è anche molta armonia fra i soci, è un club anche in crescita, associativa con altri soci che hanno aderito, e quindi ritengo che questo club possa essere sulla buona strada per essere sempre più presente nel territorio. Come vicegovernatore invece? Come vicegovernatore comincia il mio percorso per essere fra 2 anni governatore del distretto, quindi è una fase in cui si gira per il distretto per conoscere i 119 club e anche per ascoltare quelle che sono le esigenze sia dei nostri soci che anche dei territori, per sempre affinare l'efficacia del nostro servizio. Un anno sociale che è terminato e nel suo intervento abbiamo visto tantissime iniziative e anche molta commozione. Ecco, lascia con rimpianto, Presidente Cimino. Sì, finalmente siamo arrivati al termine di questo splendido anno sociale lionistico che si è contraddistinto perché il nostro è stato un anno vicino alla gente bisognosa, un anno ricco di tanti eventi come quelli che abbiamo fatto al Teatro Pirandello con una raccolta fondi di $7.000 donati per la ricerca sul cancro infantile, e questo ha costituito a far sì che è stato riconosciuto da parte del Lions International di 6 premi prestigiosi come i Melvi Jones, che sono stati donati ai soci meritevoli di questo prestigioso premio. Ringrazio tutti i soci per avermi collaborato in tutto questo anno stupendo lionistico, il mio staff condotto da persone veramente in gamba e stimate da parte mia, e che dire, ringrazio ancora tutti i soci per aver fatto sì che questo anno abbia avuto un successo non del tutto indifferente. Lei ha ricevuto anche un riconoscimento per i suoi 20 anni di lionismo? Sì, quest'anno ho compiuto 20 anni di iscrizione al
al Lions, e questo ci consente di avere una premialità chiamata Chevron per l'anzianità proprio sul club di appartenenza al Lions Club International. Neopresidente del Lions Agrigento Valle dei Templi, ecco, con quale spirito affronta questo nuovo mandato, Presidente? Con i migliori propositi e lo spirito di chi vuole realmente e concretamente realizzare attività di servizio dirette principalmente e concretamente a chi ha bisogno nel nostro territorio e nella nostra comunità. Il nostro club è abituato da anni ormai a realizzare queste attività e cercando di stare vicino veramente a chi ha bisogno. Iniziamo questo anno sociale su questo solco, vogliamo tracciare lo stesso cammino e speriamo di fare sempre. Un club che cresce con l'annessione anche di nuovi soci? Assolutamente sì, questa sera abbiamo avuto il piacere e il privilegio di avere tra noi nuovi soci, la dottoressa Maria Gabriella Miceli e il dottore Calogero Montaperto, nonché la professoressa Giuseppina Maragliano. Li abbiamo accolti nella nostra grande famiglia. Il nostro è un club che cresce costantemente, nell'arco di 5 anni è raddoppiato il numero e speriamo questo anno, abbiamo già avuto un buon inizio, speriamo ancora di moltiplicare i soci. Un interessante convegno si è svolto stamani all'ospedale San Giovanni di Dio sul tumore agli occhi, il servizio di Sardo. Quali sono i sintomi del tumore agli occhi? Il melanoma della coroide è un tumore molto poco conosciuto, però diffuso, è il tumore più diffuso fra i tumori oculari, rappresenta il 73% dei tumori oculari ed è un tumore la cui incidenza per fortuna è stabile. I sintomi praticamente sono legati a sintomi che si riscontrano in altre patologie come le fotopsie, cioè i lampi di luce. È l'unico sintomo che in realtà la malattia presenta, perché spesso asintomatica e il paziente giunge all'osservazione del medico durante una normale visita oculistica e questo è un motivo per cui bisogna stressare l'importanza delle visite oculistiche periodiche di screening, ma non solo per i tumori, ma per la scoperta di qualunque tipo di patologia oculare. Questi vanno fatti almeno con una cadenza annuale. L'importanza della giornata di questa mattina al San Giovanni di Dio, un corso di aggiornamento, ripassiamo insieme. È importante perché dobbiamo uniformare il nostro comportamento. Uniformare il nostro comportamento significa che dobbiamo interagire ospedale e territorio e ospedale e centri di riferimento regionale per il trattamento di queste patologie così complesse, che sono patologie che possono mettere in pericolo la vita dei nostri pazienti, per cui creare una rete, territorio, ospedale, centro di riferimento significa dare la migliore possibilità di sopravvivenza e la migliore qualità di vita ai nostri pazienti. Dottore Cipolla, quali sono le cause del tumore agli occhi e come prevenire? Oggi parliamo proprio di tumori oculari, di fondamentale importanza è la prevenzione e in questo periodo abbiamo scelto questa data, quella di oggi, proprio perché nella nostra Sicilia i raggi ultravioletti sono molto frequenti e molto presenti, quindi la prevenzione è di fondamentale importanza, utilizzare occhiali da sole che ci proteggono dai raggi UVB e quindi non esporci in maniera esagerata ai raggi solari. Ovviamente la prevenzione va fatta cercando di fare una diagnosi differenziale tra nevi e tumori e quindi melanomi dell'uvea, facendo ovviamente una visita oculistica. Già facendo una visita oculistica di base, un esame complessivo dell'occhio, si può evidenziare un nevo e seguire nel tempo con le visite oculistiche questo nevo e se per caso questo nevo può trasformarsi in melanoma è l'oculista di base del territorio a evidenziarlo e inviarlo presso un centro di riferimento. C'è differenza tra un adulto e un bambino? Ovviamente sì, i bambini purtroppo possono essere colpiti da un altro tumore molto frequente che è il retinoblastoma e in questo caso la diagnosi va fatta dall'oftalmologo pediatrico e invece nell'età adulta è più frequente appunto il melanoma dell'uvea. Linea alla regia per la pubblicità. Aperta una nuova stazione lungo il passante ferroviario di Palermo, è stata inaugurata la fermata De Gasperi che accresce il numero di stazioni urbane lungo la linea verso l'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, attesa da 11 anni e finalmente in realtà, lo ha detto il Presidente della Regione Schifani. Sentiamo l'intervista da Palermo.
Siamo presenti a condividere questa scelta e ringraziare il RFI e il Presidente Dario Bosco, palermitano, DOC, che sta contribuendo in maniera strategica con investimenti significativi dell'azienda che lui presiede autorevolmente per il miglioramento della qualità dei trasporti della nostra città. Oggi è una bella giornata, come mi capita spesso di dire quando si realizzano eventi del genere, eventi dei quali non possiamo che essere fieri, e come Regione confermiamo il sostegno a queste iniziative anche di carattere finanziario, ve ne dovesse essere la necessità per il futuro. Una giornata importante per la mobilità palermitana, ma di tutta la Sicilia. Qua siamo all'interno di una stazione del famoso corridoio TNT scandinavo-mediterraneo. Siamo alla stazione De Gasperi, che è una stazione del passante ferroviario. La Sicilia, il governo regionale, insieme guidato dal presidente Schifani, ha firmato proprio qualche settimana fa il nuovo contratto di servizio con Trenitalia, che prevede maggiori corse da e per l'aeroporto di Palermo, dalla città di Palermo, quindi che riguarda il passante. Abbiamo anche un collegamento diretto che si chiama Genio Express, che in appena 21 minuti dalla stazione Notar Bartolo, con appena 6,50 € del costo del biglietto, ti trasferisce, ti trasporta verso la stazione aeroportuale. E poi tra poche settimane termineranno i lavori da 2 stazioni importanti dell'anello ferroviario, i collegamenti al centro che riguarderanno il porto di Palermo e Piazza Politeama. Quindi già dalla prossima estate il Piazza Politeama e il porto di Palermo soprattutto sarà collegato dalla linea ferroviaria con l'aeroporto Falcone Borsellino. Evade dal carcere di Trapani, rintracciato dopo poche ore dagli agenti della polizia penitenziaria. Poco chiare al momento le modalità dell'evasione, ma Gioacchino Veneziano, segretario regionale UILPA, mette ancora una volta in evidenza le criticità provocate dalla carenza di organico negli istituti di pena. Il servizio da Palermo. Una evasione che conferma quanto noi abbiamo sempre denunciato come UIL e Polizia Penitenziaria: carenza di organico, carenza strutturale, carenze organizzative a causa del poco personale a disposizione. Rimane il fatto che tutto il personale si è messo a disposizione e si è messo subito alla ricerca del fuggiasco, che è stato riacciuffato ad appena 1 chilometro dal carcere, quindi era già ben cinturato dal personale del nucleo di traduzione e piantonamento, che sono usciti con tutti i mezzi, personale del reparto e personale libero dal servizio, confermando che il personale di polizia penitenziaria è unito e nei momenti di difficoltà riesce a dare il meglio di se stesso. E da rivedere anche tutto un apparato organizzativo, perché nel momento in cui questa gravissima carenza di organico si somma al piano ferie che il personale deve fruire, ancora i livelli di sicurezza si abbassano ancora di più, e quindi è necessario porre in essere i correttivi nel momento in cui si verificano queste situazioni di abbassamento ancora di più del personale presente. Noi riteniamo che certe attività trattamentali si possono fare nel momento in cui c'è il personale, perché poi alla fine i risultati sono quelli che abbiamo visto. Non siamo in grado di stabilire come sia avvenuta l'evasione, stanno verificando i filmati, ma il fatto è chiaro: si è materializzata un'evasione e questa cosa deve far riflettere tutti i vertici dell'amministrazione, sia locali, sia regionali, sia nazionali. Passiamo ora a Messina, presentata l'offerta formativa dell'Università di Messina, 6 i nuovi corsi di aula. La corrispondenza da Messina. La Sala Senato ha ospitato una conferenza stampa durante la quale sono state illustrate la nuova offerta formativa, i servizi e le ulteriori agevolazioni adottate per garantire il diritto allo studio. L'Università di Messina ha compiuto un ulteriore passo avanti nelle politiche di garanzia del diritto allo studio. Gli organi collegiali hanno infatti deliberato l'estensione della no tax area. La soglia per ottenere l'esonero totale è stata portata da 24 a 28.000 euro di reddito ISEE. Inoltre è stata aggiunta un'altra fascia contributiva per i redditi più alti e anche attraverso queste risorse si potrà valutare in futuro un nuovo incremento della stessa no tax area. L'Ateneo ha voluto ribadire altresì il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime di tale fenomeno. Pure coloro le quali sono inserite nei percorsi di protezione infatti avranno diritto all'esenzione. Le immatricolazioni si apriranno il prossimo 15 luglio. Un'altra novità sarà costituita dall'offerta formativa, saranno
6 infatti nuovi corsi di laurea a disposizione degli studenti che si aggiungeranno a quelli già attivati. Per il 2024-2025 quindi anche una proposta sempre più ampia che negli anni è molto cresciuta, diventando maggiormente aderente al mondo del lavoro. Il corso di laurea triennale in Marine Science and Blue Biotechnologies in lingua inglese. Il corso di laurea triennale in Transnational and European Legal Studies, anch'esso in lingua inglese. Il corso di laurea magistrale in bioingegneria ha l'obiettivo di formare ingegneri biomedici e bioingegneri. Il corso di laurea magistrale in metodi quantitativi per l'economia e la finanza. Il corso di laurea magistrale in Digital Transformation ed Innovation Management, progettato per professionisti capaci di guidare e gestire la trasformazione digitale delle organizzazioni. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria, che è un percorso a ciclo unico della durata di 5 anni che abilita alle professioni di insegnante di scuola dell'infanzia e di insegnante di scuola primaria. Al via da oggi i saldi di fine stagione, il servizio da Trapani. I saldi sono un'occasione d'acquisto sempre meno allettante per i consumatori grazie all'abbondanza di offerte online sempre più frequenti. A comprare durante i saldi ormai sono soprattutto gli anziani che non sanno utilizzare internet o non si fidano. Dallo scorso anno è in vigore l'articolo 17 bis del Codice del Consumo. I commercianti pertanto hanno l'obbligo di indicare il prezzo più basso applicato nei precedenti 30 giorni al prodotto e sconto. Invitiamo pertanto tutti a verificare che il negoziante abbia indicato questo prezzo sui cartellini, a dirlo il presidente regionale di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa. Le proiezioni di Federconsumatori comunque parlano di una spesa media di 142 euro a famiglia. Per qualsiasi dubbio, conclude ancora La Rosa, è possibile però rivolgersi agli sportelli locali di Federconsumatori. Ma andiamo nel dettaglio. Lo sconto e il prezzo riportati sul cartellino del prodotto sono quelli che l'esercente è tenuto ad applicare. Qualora il prezzo in cassa risulti diverso da quello esposto, il consumatore può richiedere che venga applicato il prezzo indicato sullo scaffale o sul cartellino. Se si dovessero presentare delle difficoltà, non esitate, dicono sempre da Federconsumatori, a rivolgervi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza. La normativa vigente obbliga gli esercenti commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l'esercente non consenta tale opzione di pagamento o la consenta solo oltre una determinata soglia di spesa, è possibile segnalare l'episodio alla finanza. In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongono la percentuale di sconto e i prezzi, nonché diffidare dalle offerte eccessivamente vantaggiose. Accade spesso che nei negozi vengono aggiunti tra la merce in saldo prodotti che non sono di fine stagione ma che semplicemente sono delle rimanenze di magazzino. In questo caso lo sconto potrebbe non essere così conveniente, soprattutto se si considera che si tratta di uno sconto applicato su merce che sta in deposito da molto tempo. I punti vendita non sono tenuti per legge a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima dell'acquisto, così come in assenza di vizi o difetti il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del commerciante. In generale consigliamo però, dicono sempre da Federconsumatori, di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare capi. Potrebbe essere indice di poca trasparenza. Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire però un prodotto integro, la sostituzione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso. La riparazione o la sostituzione devono poi essere eseguite in un congruo termine senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Il cliente può chiedere rimborso del prezzo pagato se il bene non risulti conforme al contratto di vendita o comunque alle descrizioni rilasciate. Per garantire la sicurezza dei pagamenti, siano essi effettuati tramite carta di credito, carta di debito, bonifico o altri mezzi, è importante utilizzare una connessione protetta, controllare che l'indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS e verificare la presenza dell'immagine di un lucchetto in alto a sinistra della barra degli indirizzi del browser, del sito o della pagina della transazione.
Questo chiaramente vale nel caso dello shopping online. Nel caso in cui l'acquisto non avvenga dal sito dell'azienda ma attraverso un'altra piattaforma, è necessario verificare l'affidabilità dell'intermediario e la provenienza della merce. Locazioni brevi per il turismo, un'opportunità per Messina. Vediamo un'intervista a Giorgio Spaziani Testa della Confedilizia, sempre da Messina. In una città come Messina che si sta riorganizzando per l'accoglienza turistica, si parla di locazione breve come un'opportunità di sviluppo, ma in che termini? La locazione breve è un'opportunità di sviluppo dell'economia e anche della proprietà immobiliare, e nei termini con i quali si è sviluppata insomma in tanti altri luoghi e paesi. È un modo per valorizzare i nostri immobili, per farli crescere. Spesso gli immobili sono soggetti anche a decadimento se non vengono adeguatamente utilizzati. È un modo per sfruttare le potenzialità del turismo, è un modo per sviluppare la ristorazione e tante attività commerciali, è un modo per far crescere una città e anche l'economia ad essa collegata. È una cosa da difendere e tutelare. In tante città italiane il problema è davvero di far tornare a nuova vita tanti immobili, perché ci sono le case abitate, ci sono le case locate per periodi lunghi, ma ci sono tanti immobili che anche per la paura della locazione lunga, nel mancato rientro in possesso degli immobili, vengono lasciate un po' in attesa, magari con la prospettiva di darle a un figlio o a un parente, ma devono invece essere fatte rivivere attraverso per esempio le locazioni brevi. E cosa dovrebbe scattare? Cioè, qual è il passaggio per il quale un proprietario di immobile potrebbe convincersi di applicare questo sistema ed evitare quanto detto? Il passaggio intanto può essere anche dalle amministrazioni comunali quello di favorire questa attività attraverso gli strumenti fiscali che si hanno, quello dell'IMU in particolare, e comunque il passaggio vero e principale è quello di non fare, mi permetto di dire, cioè non ostacolare, non scoraggiare, perché spesso la tendenza è invece questa, quella di considerare il fenomeno degli affitti brevi un pericolo quando in realtà è un'opportunità, e quindi già il non fare, il non ostacolare, il non punire è già un passo avanti. Per le notizie sportive ancora una riconferma in casa Akragas, rimane biancazzurro il forte ed esperto difensore centrale agrigentino Michele Fragapane, classe 93. Il gigante della difesa cracantina ha un curriculum importante per aver militato in Serie D con Città di Sant'Agata e Marsala, ha giocato parecchi campionati in eccellenza indossando le maglie di San Cardese, Mazzarese, Pro Favara, Dattilo e Camarat. Adesso per Michele Fragapane si profila un'altra entusiasmante stagione con la maglia della sua squadra del cuore, l'Akragas. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale del digitale terrestre 268 per le smart TV, in streaming sul sito televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e con replica la mattina alle ore 9. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.